Cari amiche ed amici, benvenuti da Mimo Vita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura sulla difesa delle colture agricole. E vediamo le notizie in evidenza e cominciamo con disinfezione serre, asportare all'esterno i residui di coltivazione e le erbe infestanti in quanto potenziali serbatoi di malattie fungine, batteriche e insetti svernanti. Disinfettare con idonei prodotti sia la struttura interna che i mezzi tecnici, bancali, sostegni, manichette o tubi di irrigazione, soprattutto se si coltiva fuori suolo. Radicchio. Gli impianti di radicchio medio-tardivi che si presentavano lussureggianti a causa delle eccessive concimazioni azotate risentono in maniera particolare dell'abbassamento delle temperature con danni alle foglie esterne. Considerato che il minimo termico della coltura è attorno a meno 4-5 gradi centigradi, a seconda della fase di maturazione del radicchio e della sua tipologia, Verona, Treviso, eccetera, è necessario proteggere gli impianti con tessuto o non tessuto, la cui protezione termica è di 2-3 gradi. Radicchio tardivo di Chioggia è un radicchio, ricordiamo trapianti di fine agosto e con ciclo 120-130 giorni, più resistente alle basse temperature e la pezzatura raggiunta permette anche dopo l'eliminazione delle foglie danneggiate produzioni accettabili. Al contrario, le tipologie variegate che presentano una foglia più sottile sono quelle più sensibili al freddo. Attenzione, non sono giustificati trattamenti fitosanitari in questa situazione climatica. E veniamo all'approfondimento di questa settimana, che oggi ci parlerà degli interventi sulla coltivazione della carota in inverno, e noi ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Carote tutto l'anno, anche in inverno. Nell'area degli orti di Chioggia è il periodo della raccolta della varietà che sfida il freddo. Qui, grazie al terreno sabbioso, il prodotto cresce quasi a residuo zero. È una varietà che va ogni mese, c'è la sua varietà da raccogliere, che va seminata a luglio, tra i primi di luglio fino a fine luglio, e ogni varietà dopo il suo ciclo, il suo percorso. Si può cominciare da ottobre che ti va fino a gennaio. È che giustamente ci sono delle varietà un po' più precoci e un po' più tardive. Adesso queste carote viene bene sulla sabbia, non tanto bagnata, perché è fine su terreni più sabbiosi, se vuoi avere una carota lucida e perfetta, e va raccolta dai 90 giorni ai 120 giorni. Come si difende la carota nella sua fase di crescita? Ci sono tanti problemi sulla carota, specialmente nel periodo estivo, da raccogliere adesso. Il problema sono gli insetti, tante cose, perché fa caldo e può morire. Invece, adesso che se c'è il rischio che se faccia troppo freddo si ghiacci? No, il problema del freddo non è il problema, l'unico problema è solo il problema di raccoglierlo, perché se è un periodo che non fa ghiaccio puoi raccogliere con i macchinari, con appunto a foglia si dice, invece più avanti che va che fa ghiaccio la foglia muore e ci vuole un altro tipo di macchinario che va scavato a scasso, si può dire, si chiama. Carote a residuo zero, le sue? Adesso tanti cercano di fare così, adesso la mia carota in teoria è a residuo zero, perché con i fitosanitari cerchi di stare un attimo sulla soglia del giusto. Quanto è importante avere un appezzamento molto grande per poi fare un processo di lavorazione meccanizzata? Adesso con i macchinari che ci sono adesso, più superfici sono grandi, più lavori meglio, perché adesso tutta macchina è così.